Ieri il sindaco di Favara, Rosario Manganella, a 2 anni dalla conclusione del mandato, accorgendosi che lo scontro tra lo stesso e una parte dei consiglieri non ha portato buon frutto e ha allontanato la gente dalla politica, ha deciso di voler risalire la china e per questo ha lanciato soprattutto ai consiglieri comunali un appello per cambiare verso assieme a lui. Con un'intesa programmatica fatta di soli 4-5 punti, adesso vorrebbe risolvere in soli 2 anni i gravi problemi della città, che praticamente si sono aggravati negli ultimi 3 appena trascorsi durante il suo mandato, dicendosi pronto anche a sostituire tutti gli elementi della sua giunta con gente proposta dai consiglieri comunali. Tutto pur di trovare un accordo. E al suo appello arrivano subito le prime reazioni. A dire il loro netto no e anzi a consigliare al primo cittadino favarese come atto di responsabilità le sue dimissioni sono in un comunicato congiunto due forze politiche con i loro 5 consiglieri comunali, Salvatore Broccia, Gaspare Scalia e Salvatore Lupo di Articolo 4, oltre a Tania Sgarito e Paolo Dalli Cardillo di Favara Riformista Socialista. Il sindaco, navigando in brutte acque, si appella all'armonia e alla collettività, scrivono, ma come avere fiducia in chi, come il camaleonte, cambia continuamente il colore della pelle per mimetizzarsi e rimanere sempre lo stesso. Noi non possiamo e non vogliamo entrare a far parte di questa maggioranza traballante che si ricompatta solo quando sono in gioco interessi particolari, dicono, anche perché chi la guida non ha ancora fatto il punto col suo stesso programma elettorale.